Bentrovati in questo quarto speciale di Sardinia Tourist Call to Action. Continuiamo a parlare di come analizzare i dati e come il marketing intelligence può aiutarci per scoprire quali sono i comportamenti, gli interessi dei nostri clienti e utilizzarli nella nostra strategia di impresa. Nella terza puntata abbiamo parlato con gli esperti invitati alla conferenza del 26 ottobre nell'aeroporto di Olbia sul tema come analizzare i dati e che ci hanno informato su quali sono le piattaforme e i software più importanti per estrarre queste informazioni dalla realtà virtuale e trasformarle in dati qualitativi per raggiungere il nostro obiettivo. In questa puntata con i nostri ospiti scopriremo i driver utili al cambiamento della mentalità e dell'approccio ai dati e con loro capiremo quali possono essere le strategie per cambiare il nostro processo decisionale. In questo quarto speciale ospitiamo in Sardinia Tourist Call to Action Roberto Pala, fondatore di Querio, esperto di digital marketing, e a lui chiediamo se riusciamo a fare una previsione del futuro per quanto riguarda le domande di vacanza e su quale leve dobbiamo puntare. Beh, diciamo che oggi il digital marketing ci permette di andare a analizzare volumi di ricerca, ad esempio da motori di ricerca, e quindi anticipare alcune esigenze. Siamo in grado di dire che gli utenti, specifico gli utenti per questioni di privacy, stanno cercando quel tipo di prodotto, quel tipo di vacanza, eccetera, quindi la risposta è decisamente sì. Possiamo capire che cambiano leggermente le dinamiche rispetto al passato e quindi provare a creare delle strategie che rispondano a queste nuove dinamiche, sempre completamente basate sul dato. Sul dato. Come si può trasformare il volume di ricerca della domanda in prodotto, quindi in una vendita della destinazione? Diciamo che nel momento in cui l'utente entra su motore di ricerca, su canale social, ha bisogno di essere formato e soprattutto dobbiamo andare a formare l'esigenza dell'utente, quindi bisogna cercare di utilizzare quelle leve di marketing, ovvero le caratteristiche vincenti del nostro prodotto, per cercare di convincerlo e dargli il perché dovrebbe scegliere noi rispetto agli altri, che siano quindi altre strutture, altri noleggi, altre tipologie di trasporto o altre esperienze in generale. Quindi la motivazione per cui noi siamo meglio degli altri come scelta finale, non banale ovviamente. Se dovessimo dovessimo ricostruire uno stato dell'arte del travel digital marketing, dove ci troviamo in questo momento? Beh, il travel in ambito digital, da una parte su alcuni player, vediamo Booking.com e altri grossissimi player, sono davvero alcuni dei player più avanti a livello di technicality, ovvero proprio aspetti tecnici in struttura di campagna e in struttura di processo digitale. La parte normale di quel mondo probabilmente ha tanto ancora da sperimentare, tanto ancora da sfruttare per migliorare le performance. Penso ad esempio all'utilizzo dei dati dei propri clienti, si può fare ancora tantissimo su quel filone, si può analizzare tantissimo l'utente tipo e creare delle strategie di marketing, di digital marketing che vanno a sfruttare quindi delle dinamiche che già conosciamo pur non sapendolo. Noi clienti li abbiamo già portati in struttura, noi clienti sono già diventati i nostri clienti alcuni, basta soltanto ragionare su quali sono le caratteristiche di questi per arrivare con più facilità ad altri potenziali clienti e convincerli. Chiediamo a Lucio Murru, direttore commerciale di Geasar, la società di gestione dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda, qual è la finalità di questo programma di Sardinia Tourist Call to Action? Bene, siamo alla sesta edizione, questo è importante sottolinearlo, e stiamo ragionando ormai da 6 anni sulla costruzione di una cultura turistica. È una missione che ci siamo dati insieme all'assessorato regionale del turismo. Sono succeduti diversi assessori, ma diciamo che il concetto è sostanzialmente lo stesso. Dobbiamo ragionare insieme per creare network, per creare concetti, per creare la capacità interna della Sardegna di essere non solo resiliente, ma di essere propositiva e innovativa in termini turistici. Quindi questi appuntamenti servono esattamente per questo.
In ogni edizione abbiamo cercato di innovare. Le prime edizioni erano caratterizzate da una cultura turistica. Gli esperti approfondivano l'argomento facendo un focus esattamente sulla destinazione e quindi sul mercato di riferimento. Questa edizione in che cosa cambia? Allora, il ragionamento che abbiamo fatto e che guida questa sesta edizione è sempre ragionare sulla costruzione di strumenti, quindi dare agli operatori e a noi stessi strumenti ulteriori, quindi potenziare la nostra cassetta degli attrezzi mettendoci dentro degli strumenti utili, quindi l'analisi dei dati, quindi come vendere, come innovare, come comunicare. Questi sono i 4 grandi temi di quest'anno e devo dire che dal punto di vista degli operatori abbiamo avuto grandi riscontri, perché normalmente andavamo diretti sul mercato, andavamo diretti sul tema specifico, il cicloturismo, l'enogastronomia. Questa volta invece facciamo un ragionamento di management ancora più ampio, più completo e più ricco. È qui con noi Antonio Usai, membro del Comitato Scientifico di Sardinia Call to Action, docente di Innovation Management e partner scientifico oltretutto dello spin-off dell'Università di Sassari Tourism Plus. Abbiamo fatto un cambiamento oggi su questa conferenza. Abbiamo trasformato una presentazione di dati un po' statica in una bellissima conferenza stampa dal quale sono derivati tantissimi spunti su come usare gli strumenti digitali e quindi il marketing intelligence a favore e a vantaggio di tantissime aziende, non solo degli imprenditori ma di tutti, no? Abbiamo un mondo virtuale con milioni di dati ma non sappiamo come usarli. E allora chiedo subito ad Antonio quale può essere la sintesi di questa conferenza, di questa tavola rotonda di oggi. Oggi abbiamo cambiato l'approccio ai dati. Nasciamo con i dati che ci devono servire per conoscere meglio la realtà, per approfondire le dinamiche che riguardano l'evoluzione delle imprese e del mercato. Oggi ci siamo posti un altro interrogativo. L'innovazione e i dati possono consentire alle imprese di crescere, magari stimolando il nuovo, in una parola l'innovation management? E in effetti sì. L'innovation management guida le imprese e le guida in una dinamica nuova di mercato dove la scoperta del prodotto è strettamente legata al dato, ma il dato diventa parte integrante delle strategie di crescita. E allora in questa tavola rotonda, dove abbiamo avuto la possibilità di interagire con i massimi esperti di innovation management e cyber security, di risorse umane e management applicate alla creazione di valore anche per il mondo turistico, siamo riusciti a definire un'idea nuova, un'idea diversa, un modello. Ecco riassunta, questo è il risultato. Il risultato della nostra tavola rotonda è che abbiamo delineato un modello che verrà sviluppato con un progetto di ricerca per le imprese e in particolare per quelle imprese che scommettono sul futuro tramite l'innovazione, e il dato accompagna tutte le loro strategie. Dall'America invece abbiamo assistito ad un interessantissimo intervento da parte di Gabriele Piccoli, docente ormai penso da sempre in America, ha spiegato, e ha parlato di 2 particolari punti chiave, no, dell'analisi dei dati. Uno è la trasformazione in asset e l'altro è la capacità di agire, quindi l'abilità. Gabriele Piccoli è un amico e un collega che nella sua evoluzione professionale ha vissuto qua in Sardegna a stretto contatto col mercato turistico per 3 anni. Dalla Cornell University, una delle massime università che generano esperienze e best case in campo turistico, ha avuto un trascorso a Sassari e ora è rientrato negli Stati Uniti alla Louisiana State University. È uno dei cofondatori dello spin-off Tourism Plus ed è partner del suo comitato scientifico. Gabriele ci ha dato una visione innovativa che nasce anche in una ricerca totalmente nuova, fuori dagli schemi, che sta portando avanti all'interno dell'MIT. Quindi il massimo organismo di ricerca al mondo per innovazione. Che cosa ci ha detto Gabriele? Che gli asset all'interno delle imprese non sono più quelli che conoscevamo, quelli materiali o quelli immateriali fatti ricerca e sviluppo. Il vero asset è l'informazione che si trasforma grazie a tecniche sofisticate di analisi ma molto comprensibili in valore liquido. Ha introdotto il tema del valore liquido, ci ha detto che i dati delle volte li vediamo con fatica, sono un problema, li dobbiamo caricare, li dobbiamo cercare, li dobbiamo studiare e capire. Ha cambiato il paradigma. Il dato è liquido nel momento in cui è entrato nel tuo DNA di impresa e lo hai messo al servizio delle imprese. È liquido perché crea un valore monetario che tu tieni in tasca. E allora se questo è vero che vale per il turismo nella sua filiera, perché questo è l'altro concetto che ha introdotto. Ci ha parlato di filiera turistica intesa come l'insieme delle attività e si è focalizzato su un segmento che tutti trascurano, la ristorazione.
Tutti noi quando parliamo di esperienza turistica non raccontiamo la camera se non per lamentarci, ma raccontiamo con piacere e anche con fotografie quello che abbiamo mangiato. E allora Gabriele è entrato nel merito dell'impatto della tecnologia nella ristorazione. Ci ha fatto capire come la tecnologia è talmente pervasiva che anche la ristorazione, il food, che sembra lontano da tutto ciò che è digitale, in realtà si sta digitalizzando completamente. Perché si digitalizza? Si digitalizza perché il cliente nella sua esperienza ha bisogno di interagire con il ristoratore. Se il ristoratore lo capisce, automaticamente quel valore liquido riguarda anche il food e noi non possiamo che essere contenti per le performance della destinazione. Certo, abbiamo sempre una mole di informazioni che ci arrivano in maniera un po' scordinata. Quale può essere il sistema per raccogliere in maniera organica e comunque categorizzare tutti i dati che noi possiamo avere anche in una piccola struttura? Call to Action ha un grande obiettivo, quello di rendere funzionali alle piccole e medie imprese che caratterizzano la destinazione Sardegna nel suo insieme, nella filiera turistica, tutti i dati. E allora abbiamo suggerito una cosa importante: ogni operatore deve generare la sua dashboard. Come fa a generarla? La può generare con un Excel, prendendo uno dei sistemi sofisticati che abbiamo visto. Il senso è appropriarsi dei dati che ci circondano, metterli insieme e fare delle micro elaborazioni, che vuol dire analizzare i dati insieme per darsi una prospettiva. Ne abbiamo visto uno molto interessante oggi, il sentiment della destinazione, come la percepiscono i clienti, e in più abbiamo visto qual è la prospettiva delle prenotazioni per il 2023. Già con quello, un operatore che sa di poter vendere ad alcuni mercati che abbiamo visto nella loro evoluzione teorica potrebbe fare un'offerta. La dashboard personale con gli strumenti che gli stiamo dando in Call to Action è alla portata di tutti. E l'obiettivo vero a dicembre è che ognuno nel contattarci ci possa dire: la mia dashboard merita di essere migliorata, aiutatemi anche per i prossimi mesi. Perfetto, grazie Antonio Osai per questi suggerimenti. Ricordiamo che la prossima data è il 30 novembre, quindi seguiteci su streaming e su Facebook e su YouTube, oppure venite in aeroporto alla conferenza del 30 novembre e del 14 dicembre.